Buonasera e benvenuti amici di Fanner, qui alla Stella Azzurra per la 14ª giornata della Serie A della Lega Calcio ad 8. Da una parte il Testaccio Calcio a 8 pronto per rimanere in corsa in chiave playoff e dall'altra il Real Granella che vuole continuare a sperare nella salvezza. Nel frattempo che le due squadre seguono la scelta per chi darà il via al match, seguono il saluto di Rito, andiamo a leggere le rose delle due squadre. Il Testaccio si presenta al campo con il portiere Boni tra i pali, il numero 9 Baldassari, il 4 Giuliani, il 99 Luziatelli, il 27 Mancinelli, il 14 Mirante, il 16 Pasqualoni, il 10 Starace, l'8 Starace Simone, il 6 T6, mentre il Real Granella si presenta al campo della Stella Azzurra con tra i pali Pitruzzella con il numero 1 naturalmente, Angelucci col 9, De Seta con il 16, Greco con il 2, Pratesi con il 4, Santomero con il 5, Tiziano Tiberti con il 7, il 10 è Tramacere, l'8 Zaccagnini. A dar l'inizio al match sarà il Testaccio Calcio a 8, attaccherà dalla destra verso la sinistra e prova subito con una conclusione in porta da parte di Giuliani, che termina però fuori. Ora può ripartire la prima azione del match, manovrata con Pitruzzella che la va a giocare sulla sinistra. Il lancio lunghissimo in direzione della punta del Real Granella che prova subito a girarsi, Angelucci, palla che però termina fuori dalla porta difesa da Boni. Gioca il Testaccio, sale palla al piede sulla destra con il numero 19 Mazzesi, palla in avanti, lancio lungo, la può controllare senza problemi la difesa del Testaccio, poi è chiuso fallosamente Giuliani, calcio di punizione quindi per il Testaccio. Calcio quindi di punizione per il Testaccio. Sul punto di battuta c'è Mirante, oltre a una folta schiera di giocatori. 3 gli uomini in barriera per Pitruzzella. Andrà Mirante con il mancino direttamente in porta, palla che però termina fuori di poco. Sulla sinistra il Real Granella prova a salire, ma ha recuperato il pallone dal Testaccio che prova ad andare con il mancino. Pitruzzella 2 volte, il doppio miracolo di Pitruzzella a salvare la porta del Real Granella, ma ancora ha recuperato il pallone dal Testaccio con Simone Starace che va a giocare verso Giuliani. Il cross al centro in direzione di T6 che non riesce, è recuperato quindi il pallone dagli uomini in maglia amaranto, posizione difensiva. Santomero va a giocare sulla destra in direzione del numero 8 Zaccagnini che può andare in avanti verso il numero 4 Pratesi, sull'out di destra davanti Mirante, ancora all'indietro Pratesi verso il numero 5 Santomero che calcia direttamente in porta tra le mani di Boni. Sfera giocata troppo lunga, però dove non c'è nessuno se non Zaccagnini che la può controllare e far ripartire il Pitruzzella. Recuperato il pallone da Mirante, poi ancora il Real Granella che scalcia in avanti, esce Boni e la fa sua e fa ripartire il Testaccio sull'out di destra. Luziatelli va a giocare all'indietro in direzione di Mazzesi. Ancora Luziatelli, sbaglia la misura del passaggio, è recuperato dal Real Granella che va in area di rigore. Arriva il gol di Angelucci che apre le marcature, 1-0 per il Real Granella.
Ora Giuliani che proverà nuovamente ad andare in porta, ribattuta la sfera, però c'è Tisei che la può controllare e servire all'indietro Mirante, palla lunghissima verso Mirante che va a giocare verso Mazzesi, ancora Mazzesi, palla al piede, sale il difensore centrale del Testaccio, squadra che è sotto 1-0, Luziatelli va a giocare all'indietro verso Boni, Mirante lancia lungo in direzione di Alessio Starace, non può controllarla, c'è Simone Starace che la controlla e la consegna all'indietro sui piedi di Mazzesi che va a giocare verso Tisei, ancora Simone Starace all'indietro verso Mirante, Tisei, Mirante, Starace nuovamente, il numero 8 Simone Starace, palla al piede, costretta a ricominciare in direzione di Mirante che sale verso Starace, il tocco in direzione di Tisei, si gira e va a giocare su Mazzesi, ancora Mirante, prova la conclusione, Pitruzzella però la fa sua, facile la parata per l'estremo difensore del Real Granella che ora pesca con un lancio lungo millimetrico il suo compagno, sfera giocata all'indietro, palleggio in avanti verso Angelucci, chiuso fallosamente da Mirante, calcio di punizione quindi per il Real Granella, battuta verso il numero 4 Pratesi e lancia lungo, Mirante però la controlla, ma attenzione la pressione di Tiberti che riesce a soffiare per un attimo il pallone, riesce a guadagnare comunque un calcio d'angolo per gli ospiti che sono, ricordiamo, avanti per 1-0. Angolo battuto a cercare Tramacere, la mette fuori Mazzesi in rimessa laterale. Lancio lungo recuperato da Mirante che calcia verso Giuliani, poi Tisei di petto la appoggia all'indietro verso Simone Starace, ancora Simone Starace, l'appoggio dietro su Mirante, cambio di fascia in direzione di Luziatelli, palleggio, lancio verso Mirante, riesce a rientrare Zaccagnini, però l'ha colpita con le mani. Quindi punizione per il Testaccio. Punizione quindi di cui si incaricherà la battuta molto probabilmente il numero 23 Mazzesi. Tre uomini in barriera per Pitruzzella, movimento anche in area di rigore. Tutto pronto alla battuta, sarà proprio Mazzesi ad andare con il destro direttamente in porta, è messa fuori da un difensore, direttamente poi nei piedi nell'altra difesa di Mirante che va a giocare sull'altro lato verso Luziatelli che sale palla al piede, l'appoggio fuori misura in direzione di Baldassarre. Rimessa laterale quindi per il Real Granella, Angelucci la tocca di petto, però c'è solo Luziatelli, il passaggio rischioso, rientra Mazzesi che serve Boni, che poi calcia lunghissimo in direzione di Giuliani che però per girarsi ha commesso fallo, quindi calcio di punizione per il Real Granella. Chiama palla in avanti, la sfera però è verso Angelucci, è recuperata comunque da Tisei che la appoggia sulla destra verso Baldassare che prova a partire in velocità, il cross al centro, chiedono un fallo di mano, secondo gli arbitri non c'è stato tocco di mano, poi Mazzesi è caduto a terra, ha commesso fallo il numero 9 Angelucci, quindi punizione per il Testaccio, battuta velocemente, l'arbitro però dice che fischia lui,
la ripresa del match, ribattuta velocemente da Mazzesi in direzione di Alessio Starace, che prova a cercare spazi, lo trova in T6, cambio su Luziatelli sulla destra, lo scambio con Giuliani, ancora Luziatelli, contrasto da dietro in scivolata. L'ultimo tocco è stato del numero 99 del Testaccio, quindi rimessa laterale, rimessa dal fondo, scusate, per il Real Granella, giocata in avanti verso Angelucci, tu per tu con Boni, Angelucci trova il fondo della rete, trova la sua doppietta, 2-0 per il Real Granella. Baldassarre, Mazzesi va a giocare in avanti, sbagliato però il controllo di Tramacere, chiuso fallosamente giocatore del Real Granella. Ora può ricominciare la manovra degli uomini in vantaggio per 2-0. Pratesi, ancora lo scambio, Pratesi prova a liberare il mancino, riesce poi a riconquistare il pallone dopo la ribattuta della difesa, ancora Pratesi in mezzo a due uomini, guadagna un fallo. Battere sarà Tramacere. Anzi no, lascia Tramacere il pallone ad un suo compagno che proverà ad andare con il destro. È tutto pronto per questo calcio di punizione, parte con il destro direttamente nella porta, difesa da Boni, Angelucci che la mette in rimessa laterale. Battuta al centro, proprio in direzione di Angelucci, messa fuori di testa. Può provare a ripartire il Testaccio con Baldassarre che recupera anche il pallone. Ancora Baldassarre, però si infrange addosso Pratesi che recupera il pallone per il Real Granella, che prova a ripartire in velocità, scalciata da Luziatelli, messa giù da Alessio Starace che può provare a partire, non ci riesce perché c'è il recupero del pallone da parte del Real Granella, è rimasto a terra il numero 10 del Testaccio. Real Granella che si ferma. Riconsegnato il pallone Pitruzzella, va a giocare lungo in avanti verso proprio Angelucci che non riesce nel controllo, è recuperato da Tisei che prova a girarsi su Tramacere, riesce a partire di forza, ancora Tisei, la conclusione però era stato fischiato un fallo, quindi punizione per il Testaccio. Viene anche ammonito Tramacere. Calcio di punizione quindi per il Testaccio. A battere sarà sul punto di battuta Mirante. Cercare di riportare in partita il Testaccio. Nel tempo chiede il cambio Mazzesi. Tutto pronto, parte Mirante con il mancino, palla che si spenge fuori misura e anche di molto. Va andrà Pitruzzella con le mani a rimettere in gioco il pallone, lanciando lungo. Liuzzatelli, commesso fallo.
Quindi calcio di punizione per il Real Granella. Vane le proteste di Simone Starace. Punizione per il Real Granella. Sul punto di battuta ci sono sia Angelucci che Tramacere. Come messo il corpo potrebbe essere proprio Tramacere ad andare con il mancino. Infatti parte Tramacere, la lascia lì per Angelucci. Colpisce la barriera sul viso. Ma sono un attimo disorientato Simone Starace. Comunque il freddo, la pallonata in faccia con il freddo non aiuta, anzi. Riconsigliato il pallone a Real Granella. Tramacere, palleggio con il numero 5 Santomero, lascia lì il lancio lungo a cercare Zaccagnini, non ci può arrivare, la toccata con le mani, quindi calcio di punizione. Mirante batte subito sul neo rientrato Mazzesi, che allarga sulla destra in direzione di Luziatelli. Mazzesi va in avanti a cercare Giuliani, che prova a girarsi ancora. Giuliani in area di rigore, non riesce però a superare l'uomo e ha recuperato il pallone da Tiberti. Sulla destra prova a partire in velocità a Pratesi, va a servire Angelucci, ancora il recupero di Mazzesi, poi la sfera che è recuperata nuovamente da Zaccagnini, il cross al centro, però non c'è nessuno se non Boni, che prova a far ripartire il testaccio, non riesce però, e quindi poi la conclusione cercata da Santomero, che termina fuori, e c'è Baldassarre per il testaccio. Ora palla al piede, Mazzesi verso Mirante, ancora Mirante cambia gioco sulla destra in direzione del numero 9 Baldassarre, ancora la sfera all'indietro verso Baldassarre. Mazzesi sale, palla al piede, la gioca sulla sinistra verso Mirante, che prova un cross, non c'era nessuno però sul secondo palo, quindi palla che sfila fuori. Lancio lungo in direzione di Pratesi, riesce per un momento ad controllare, non si finalizza il controllo del pallone, quindi è rimessa laterale per il testaccio, battuta subito all'indietro verso Mazzesi. Prova a partire Baldassarre. Mirante verso T6, palla a cercare Giuliani, non può arrivarci, Bruxelles la fa sua con le mani e fa ripartire sulla sinistra il Real Granella. Il lancio lungo a cercare Angelucci, è rientrato perfettamente Mirante e ha riuscito a finalizzare il recupero servendo Mazzesi, che poi va in avanti verso T6, chiuso a sua volta dal perfetto rientro di Zaccagnini, che va a giocare in avanti su Tramacere. Tramacere punta Mirante, lo supera e poi viene esteso. Calcio di punizione quindi per il Real Granella. Calcio di punizione quindi per il Real Granella. Due uomini in barriera per Boni. Sul punto di battuta c'è Tramacere con il suo mancino. Arriva il fischio dell'arbitro. Parte Tramacere, cerca il tiro giro sul primo palo, palla che termina fuori. Dopo il calcio di punizione calciato da Tramacere, che era stato chiamato anche time out dal testaccio, si riprenderà con la rimessa dal fondo per Boni, che va a giocare sulla destra verso Luziatelli. Ancora all'indietro su Mazzesi. Luziatelli va in avanti a cercare Giuliani, mette giù il pallone, l'appoggia all'indietro verso T6.
poi su un Mirante che finta la conclusione, Mirante salta un uomo, ancora Mirante ne salta due, prova il cross a cercare Giuliani, di testa smorzato questo cross in rimessa laterale dalla testa del numero 16 De Seta, battuto verso Giuliani, fuori verso Mazzesi con il destro, palla che però si spenge di poco sul fondo, è stata anche deviata in calcio d'angolo. Battuto velocemente su T6, ancora Baldassarre, il cross, la girata al volo di Mazzesi e la risposta nuovamente di Pitruzzella. Quindi è nuovamente calcio d'angolo, questa volta a batterlo sarà Alessio Starace. Cross sul primo palo, dove però ci sono solo Maglia Amaranto che possono provare a ripartire in contropiede, ma c'è il recupero del pallone da parte di Luziatelli che colpisce un palo clamoroso. Pronto a riprendere il match dopo il time out chiamato da mister Brutti per il Real Granella. A rigiocare il pallone sarà il numero 8 Zaccagnini, che va in avanti verso Angelucci, che prova a girarsi, non ci riesce. Ha recuperato il pallone da Starace, che guadagna così una rimessa con le mani, battuta in direzione di Giuliani. Ancora il recupero da parte del Real Granella, che prova a partire in velocità, sto chiuso fallosamente Tramacere. Recuperato il pallone, Tiberti prova il destro, Boni si distende, sfera che rimane lì, caduto a terra un uomo su un fallo di Luziatelli, calcio di punizione dopo l'ottima risposta di Boni. Quindi calcio di punizione per il Real Granella. Sul punto di battuta ci sono sia Angelucci sia Tramaceri, si allontana Tramaceri, rimane solo Angelucci, che è uno schema, la palla fuori, la conclusione però termina nuovamente fuori sul fondo della porta difesa da Boni. Mazzesi in avanti, T6 ancora all'indietro verso Mazzesi, Staccio che sta cercando di accorciare le distanze, alla fine si è scontrato con un superbo Pitruzzella. Ora all'indietro, palla in avanti a cercare Giuliani che entra in area di rigore, la sfera che rimane lì e arriva la rete di T6 che accorcia le distanze per il Testaccio. Sfruttato l'errore in uscita di Pitruzzella e quindi 2-1 per il Real Granella, si rifà sotto il Testaccio. Giocata ora in avanti la sfera, Boni la fa sua, Testaccio che ora prova a chiudere questo primo tempo in parità. 2 minuti al termine, lancio lunghissimo di Mazzesi in direzione di Starace, Alessio che prova un cross però non è riuscito a mantenerla in campo, quindi rimessa dal fondo per Pitruzzella. Sarà Pitruzzella quindi a rimettere in gioco il pallone con un lancio lungo in direzione di Tiberti che la riesce a controllare, anzi no, rimessa laterale per il Real Granella. Si incarica della battuta il numero 16 De Seta, la va a giocare in avanti verso Angelucci. Mazzesi con il fisico riesce a controllare il pallone per il Testaccio. Mirante prova a partire sulla destra, ancora Mirante, però è rimasto a terra un uomo, quindi l'arbitro è costretto a fermare il gioco per il colpo subito da Angelucci sul volto.
riconsegnato il pallone a Boni, che lancia lunghissimo in direzione di Starace, ci mette la testa, però il difensore del Real Granella, T6, poi è messa fuori da Zaccagnini, ancora nuovamente in rimessa laterale, sarà nuovamente Alessio Starace ad incaricarsi della battuta, la va a giocare su Mazzesi, ancora verso Starace, però è chiuso da un fallo, punizione per il Testaccio. Battere sul punto di battuta c'è Mazzesi, chiede la distanza il giocatore del Testaccio, tutto in avanti il Testaccio alla ricerca del gol del pareggio prima della fine del primo tempo. C'è un movimento in area di rigore, il fischio dell'arbitro, parte Mazzesi al centro di testa, il colpo di testa cercato da Luziatelli che si è infranto sulla traversa, poi la palla su Mirante, il cross nuovamente al centro, sfera che rimane lì e arriva il gol di Giuliani che sfrutta l'errore di Pitruzzella, 2-2 quando arriva anche il fischio della fine del primo tempo. Pronto a riprendere il match, punteggio che recita Real Granella 2, Testaccio 2. Testaccio che era sotto per 2-0 e negli ultimi minuti del primo tempo è riuscito a riportarsi in situazione di parità. Ora un contrasto, sarà quindi rimessa laterale tra l'altro per De Seta, per il Real Granella, verso Tiberti, la mette giù, prova a cambiare gioco, Giuliani ci mette il ginocchio e recupera il pallone, poi lo finalizza Luziatelli che va a servire T6, servizio nuovamente verso Luziatelli che alza a destra, prova il cross di prima, guadagna un calcio d'angolo il Testaccio che ora ci crede sempre di più, sarà T6 a battere questo angolo. Momento palla bassa verso Mazzesi, rischia il contrasto, poi Tiberti prova a partire in velocità, Mirante però è ben appostato e può recuperare il pallone e servire Starace, però è rimasto a terra un uomo, quindi nuovamente gioco fermato dagli arbitri. Si prenderà con la rimessa laterale per il Real Granella che riconsegnerà la sfera tramite De Seta, la riconsegna a Mazzesi, Mirante, T6 dietro su Mirante, cambio di gioco verso Luziatelli che riesce a metterla giù, servire T6 ancora verso Luziatelli, sfortunato in due occasioni nel primo tempo, un palo in una traversa per il numero 99 del Testaccio. Mirante ora prova a partire in velocità, non ha spazi però va con un passaggio verso Alessio Starace, complicato il controllo, palla che infatti termina fuori in rimessa con le mani per il Real Granella. Palla in avanti, ancora Real Granella, palla al piede, Tiberti va a liberare il destro, la parata di Boni, bellissima parata, a salvare il risultato, a salvare il pareggio per Boni. Ora Mirante, T6, Baldassarre, salta un uomo, Baldassarre si accentra, poi palla al piede e va a servire Mirante, T6,
palla sulla destra verso Luziatelli, ancora Luziatelli con il mancino, palla che però non passa, può ripartire il Real Granella, si appoggia sulla destra in direzione di Pratesi, si è trovato davanti Baldassarre, Pratesi riesce a guadagnare comunque una rimessa con le mani, ancora Pratesi, chiuso nuovamente, questa volta però da Tisei in rimessa laterale, seconda rimessa laterale consecutiva per il Real Granella. Pratesi va con il mancino, guarda che però si abbassa quando ormai è fuori dallo specchio della porta, sarà quindi rimessa dal fondo per Boni. Chiama gli uomini in avanti e serve infatti Giuliani che l'appoggio è diverso verso Baldassarre, ma fa buona guardia De Vita, ancora Giuliani, ancora De Vita, palla che poi rimane nei piedi di Tisei, ancora Tisei, non ha spazi però per salire e ha recuperato il pallone dal Real Granella che è in avanti, prova a distendersi, il mancino di Tramacere, palla che termina fuori, nuovamente la conclusione di Tramacere per il Real Granella. Ora Mirante in avanti verso Alessio Starace che non riesce a saltare un uomo, Pratesi c'è il recupero, però ancora Baldassare che soffia il pallone al numero 4 del Real Granella, la palla messa fuori, Mazzesi sale con il mancino, il tiro, la parata di Pituzzella che però lascia la sfera lì e Giuliani ne approfitta per fare 3-2. Go! 3-2 quindi per il Testaccio che è riuscito a rimontare lo svantaggio iniziale di 2 reti. Pratesi sulla destra prova a centrarsi, libera il mancino, però termina fuori in rimessa laterale per il Testaccio. Luziatelli verso Baldassarre, la lascia lì su Luziatelli, calcia però è ribattuto nuovamente in laterale. Luziatelli ora lancia lungo, De Seta la mette fuori, ancora nuovamente Luziatelli con le mani, lungo in avanti verso Giuliani che prova a girarsi senza fallo su De Seta, guadagna un'altra rimessa con le mani il Testaccio, a battere sarà Luziatelli. Tempo arriva anche il giallo per Tisei. Luziatelli con le mani, Giuliani l'appoggia di petto, cambio di gioco su Mirante, lancia lungo sempre a cercare Luziatelli, però è troppo lunga, palla che termina in rimessa laterale per il Real Granella, sarà De Seta a giocarla con le mani, rischio recuperato il pallone da Baldassarre che cambia gioco verso Starace che va con il destro, il palo colpito da Alessio Starace. Baldassarre, nuovo palo colpito quindi dal Testaccio. Tisei lascia saltare un uomo e a servire sulla destra a Luziatelli, rientra Di Berti, gli soffia il pallone, fa partire Angelucci che però è costretto a fermarsi, poi perde anche il controllo del pallone, recuperato poi da Mazzesi che serve Tisei, sale Tisei, l'appoggia sulla sinistra a Baldassarre che trova dalla distanza la rete che vale il 4-2 per il Testaccio. Numero ci sono gli avversari. Pratesi sulla destra per il Real Granella che ora ha disperato bisogno di una rete. Mirante la spazza via alzandola in campanile, Giuliani la mette giù con una mano.
quindi è calcio di punizione per il Real Granella, battuto velocemente in direzione di De Seta che prova a liberare il destro, un grandissimo gol, quello del numero 16 del Real Granella, che riporta il Real Granella sotto di una sola rete, 4-3. No, non devi dire così. Gioca. Grandissima conclusione quella del numero 16 De Seta, che ha beffato Boni da una grandissima distanza, quindi 4-3. Mirante ora per il Testaccio, va a giocare all'indietro su Boni, calcia lungo, esce perfettamente la difesa del Real Granella, la recupera Tramacere, palla al piede, può servire all'indietro il suo compagno Zaccagnini che prova una conclusione, sfera che rimane nei piedi di Tiberti, non riesce però a controllarla, ancora Baldassarre, può partire in velocità il Testaccio lungo l'out di destra, si ferma Baldassarre, cambia gioco in direzione del numero 27 Mancinelli, che poi però non ha spazio per crossare, ma guadagna comunque una rimessa con le mani. Mirante sbaglia l'appoggio, c'è recupero momentaneo solo di Pratesi, poi Mirante che la riesce a ricontrollare, a servire all'indietro Mazzesi. Luziatelli in avanti verso Baldassare che si gira, porta il pallone sul sinistro, l'appoggia a Tisei che va con il destro, Pitruzzella salva la porta del Real Granella. Cross al centro, salta a vuoto Baldassare, però non Giuliani, che di testa però la spedisce alta sopra la porta difesa da Pitruzzella che può far ripartire Pratesi lungo l'out di destra, accelera e serve Angelucci. Angelucci ancora che prova a cercare spazi per girarsi, alla fine cade a terra senza fallo, è recuperato il pallone dal Testaccio. Tisei appoggia su Baldassarre, ancora Baldassare con il mancino Baldassarre, un altro grandissimo gol del numero 9 del Testaccio, 5-3. Ancora le proteste, arriva il cartellino giallo per Tiberti. Quindi 5-3 per il Testaccio. De Seta dietro su Tramacere, larga sulla destra in direzione di Zaccagnini che appoggia a Pratesi, ancora Pratesi recupera Giuliani solo per un momento, poi è Tramacere con De Seta sulla sinistra verso Tiberti che ha spazio chiuso in rimessa laterale da Baldassarre, rimessa laterale battuta su De Seta che prova a liberare il destro, rimpallo che favorisce nuovamente Tiberti, poi ancora De Seta che va a calciare di testa Mazzesi, poi Mirante di petto l'appoggia a Boni. Tisei, Mancinelli, Mazzesi ancora Mancinelli, va a giocare sulla destra, guadagna una rimessa con le mani Luziatelli, appoggio di Giuliani di testa che non riesce, e indietro Pitruzzella, è stato nel frattempo espulso un uomo dalla panchina, un'espulsione, sì, allontanato dirigente del Real Granella. Infinito si è sentito. Oh, io c'ho
c'ho pure questo. Ho sentito lo stesso. Come fanno l'ho sentito lei? Gioca qua, gioca! Pitruzzella. Su Tramacere. Sulla sinistra De Seta. Va in avanti, ma il passaggio è in direzione di Tisei che può recuperare il pallone, servire Baldassarre, andare sulla destra verso Luziatelli che torna indietro verso Baldassarre, ancora Baldassarre, l'ultimo tocco è il suo, anzi no, l'ultimo tocco è di Angelucci, quindi è rimessa con le mani per il Testaccio. Lungo il pallone, di petto non riesce a controllarla il numero 8 Zaccagnini, in avanti Baldassarre, chiuso da dietro fallosamente da Tiberti, calcio di punizione. Cross al centro, di testa Mazzesi da calcio d'angolo, salta da solo e fa 6-3. Tramacere sulla destra verso Pratesi. In avanti, recuperato il pallone da Mancinelli, ora il Real Granella rischia di deconcentrarsi troppo e prendere un'imbarcata che fondamentalmente non merita per quanto si è visto sul campo. Questa gelida serata invernale. Baldassarre. Baldassarre va in avanti a cercare Giuliani che la appoggia all'indietro su Mancinelli, ribattuta la sua conclusione. Ora Tisei. Luziatelli, è dato però un fischio. Fallo di Pratesi. Baldassarre. Palla al piede, gioca sulla sinistra verso Mirante. Cambio di gioco in direzione di Tisei. Pressing di Zaccagnini che non riesce, quindi è rimessa con le mani per Luziatelli che va a giocare in avanti su Giuliani, anzi su Baldassarre, scusate, ancora Luziatelli con il destro, il cambio di gioco verso Mirante che la mette giù di petto e prova a partire in velocità lungo la corsia di sinistra, serve Mancinelli, la sfera all'indietro in direzione di Baldassarre, ancora Tisei, il passaggio verso Luziatelli, l'entrata in scivolata di De Seta, fallo su Luziatelli, calcio di punizione. Siamo giunti al 17° minuto circa di questo secondo tempo. Recita Testaccio 6, Real Granella 3 a questo calcio di punizione, due uomini sul punto di battuta, ci sono sia Giuliani sia Mirante, uno con il destro l'altro con il mancino, tre uomini in barriera per Pitruzzella, tutto pronto per il fischio dell'arbitro, parte Giuliani con il destro, riesce a far passare la palla alla sinistra della barriera e a beffare Pitruzzella per il gol del 7-3. Tre punti ormai praticamente in ghiaccio per il Testaccio, aveva iniziato la partita malissimo,
stata caparbia nel cercare di rientrare nel match e ci è riuscita perfettamente, portandosi addirittura in avanti di 4 reti, 7-3 il parziale al 18° minuto di questa ripresa. Ora Mirante con il lancio lungo a cercare Alessio Starace, non riesce però a servirlo e poi spedito fuori il pallone in rimessa laterale dal difensore del Real Granella sulla sinistra Starace, termina in rimessa con le mani per il Real Granella stesso. Ora il lancio lunghissimo in avanti a cercare Angelucci, che ha commesso fallo, anzi no, ha subito fallo da Pasqualoni. Gioca Tramacere verso De Seta, il cross, tiro cross, che si spinge alto sul fondo. Mirante, ancora Mazzesi, T6 e nuovamente all'indietro sul neoentrato Pasqualoni, ancora Mirante. Lancia lungo, ci mette il piede Tramacere e permette il recupero del pallone al Real Granella, poi è sbagliato la misura del passaggio in direzione di Angelucci e Mazzesi la può recuperare. T6 ancora verso Mazzesi, si ferma e riappoggia all'indietro su Pasqualoni, ancora T6, sale palla al piede, va a servire Alessio Starace che prova a girarsi, non ci riesce, recuperato il pallone da Tramacere con un lancio lunghissimo in direzione di Zaccagnini che la mette giù, gli va a cercare all'indietro Pratesi che prova a calciare, colpisce in pieno Alessio Starace che rimane a terra colpito da parti basse. L'ha buttata lui fuori. Va bene, non la prima. Cosa ha fatto male? Perdi quello, 7-3 perdo tempo. Che concessione, mamma mia. Il pallone a Pitruzzella, ora De Seta può giocare, T6 la recupera però e prova a partire in velocità, si ferma il numero 6 del Testaccio, appoggia sulla sinistra in direzione di Mancinelli che cerca un cross di prima in direzione di Simone Starace, non riesce, poi il lancio lungo facile per Boni farla sua e servire Mirante. Ultimi minuti di questa partita con il Testaccio saldamente al comando. Palla servita per Mancinelli, ancora Starace verso Mancinelli in area di rigore, palla che termina fuori di pochissimo. Azione tutta in velocità del Testaccio. Mazzesi ci mette i piedi, va a giocare all'indietro, poi il pallone verso Boni, cioè da giocare, il passaggio era in avanti del Real Granella, fuori di misura. T6
Giuliani verso Simone Starace, che non riesce però nel controllo, prova a partire in velocità il Real Granella, alla ricerca quantomeno del gol del 7-4. Palla però troppo lunga, quella che era indirizzata verso Tramacere, quindi sarà rimessa dal fondo per Boni. Mirante, il lancio lungo a cercare Giuliani che riesce a metterla giù, cerca la conclusione, l'appoggio invece diventa per Simone Starace che prova un passaggio verso Tisei, però non si concretizza. Pitruzzella ora può rimettere in gioco il match, la palla. Tiberti all'indietro, sale Tramacere, prova a portarsi il pallone sul mancino, non ha spazio perché è chiuso sia da Mirante che da Tisei, è costretta a ricominciare su De Seta che lancia lungo a cercare in area di rigore il numero 2 Greco, non riesce però nel controllo. Mirante per il Testaccio, recuperato il pallone da Greco in 2 contro 1, chiusura perfetta di Pasqualoni in rimessa laterale per il Real Granella verso Angelucci. Tisei ci mette il piede, poi mette nuovamente il piede Greco e la manda in rimessa dal fondo per il Testaccio. Mazzesi, Baldassare, scusate, era il numero 4 Giuliani, quando però è arrivato anche il triplice fischio dell'arbitro. Testaccio batte Real Granella per 7-3 dopo essere stato sotto per 2-0.